Ugo, ma ascoltami, fai yoga insieme a me. Calmo, 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 Ugo, calmo. Me ne vado, Ciao Ugo, ciao. Ciao amici, visto che sono i primi di settembre e visto che è una giornata splendida, oggi vi porterò tra le meraviglie della mia regione. Ho trovato un sito Travel Bike, Bike Travel, Bike Life, Life Bike, Life Travel, insomma qualcosa così, che mi consiglia un giro tra le meraviglie delle colline di Valdobbiadene. E chi meglio di me poteva appunto decidere di farsi un giro tra le colline del Prosecco. Chiudiamo Pornhub. Il giro parte a Cavaso del Tomba. Io abitando a Bassano devo farmi 20 km più, mi risparmio 20 km di mezze statali e mezze salite e camion. E ci rivediamo alla partenza del giro consigliato. Da quello che ho letto sembra niente mai, pa' un Veneto. Solita magia, in un secondo saremo alla partenza del tragitto. Pronti? Oh, voilà! Ovviamente non siamo arrivati manco alla partenza del giro, però qua c'è un tempio del Canova che è un'opera d'arte e volete che non vada a vederlo? Saranno 300 metri, ma ci sarà la salita penso al 15%. E qua è la migliore occasione per non cominciare a prendere i vostri consigli. Mi viene già male. Dimmi te cosa mi tocca fare per sto canale. Oddio! Uno di voi mi ha scritto: alterna con una gamba tiri giù e una gamba tiri su. Su, giù, sinistra giù, destra su, sinistra giù, destra su. Ma sei tomato, so finio. È veramente pendente qua. Maria Santa Vergine Maria. Ma quanto va su? Proviamo magari in piedi. Una gamba giù, una su, una giù, una su. Non funziona, amico. Io mi fermo qua. Ma non se poi. Ma che salita è? Vai, Roby Sagan. Ci stavano in pennatina. È veramente mortale questa tecnica. Qualcosa mi dice che la cambierò. Dai, ultimo strapetto. Trapetto. Sarà il 22% qua. Secondo me è 36. Forse 42. In pratica è oververt. Però guardate che meraviglia. Oh, madò. Respiro, vi dico due robe, No, vabbè, mai più sta salita. Questo è il Tempio Canoviano, ovvero un'opera di Antonio Canova. E qui siamo a Possagno, in provincia di Treviso. Ciò significa che oggi attraverserò 3 province: Vicenza, la mia, Treviso e arriverò anche a Belluno. Ma sono matto. Qui ci ho scattato anche una foto di skate che tra l'altro è arrivata in semifinale a Red Bull Illum 3 anni fa. Quest'anno mi sa che non è andata così bene. Quanto è bello. Pensate che è del 1830. Gappi anni di me. E per arrivarci bisogna fare una salita mortale. È anche vero che adesso si torna in giù, no? Secca. Strada libera. Fai un po' di S. Scalda le gomme, Roby. Ah, c'è il jump. C'è il jump. Ok, non esagerare. Secondo jump. Cerca la whippata. Scalda le gomme. Ricordati che c'è lo stop. Frena. Scala. Vai, ricomponiti. Bravo. E rientriamo in collina. Ok, siamo all'inizio del percorso. Da qui dovremmo salire un po', tanto per cambiare, e avvicinarci al sacrario militare francese, attraversare la Feltrina e poi trovarci sul Piave. Quindi direi di camminarci e man mano vi farò vedere la meraviglia delle colline trevigiane e venete, quindi qui intorno. Però la missione del giorno è una: arrivare a Valdobbiadene. Ho voglia di un bianchetto de che ho buon. Dai Roby, gasato. Non potevo far solo discesa. E mi conviene anche mangiare una barretta al cioccolato che avevo a casa prima che si sciolga completamente. Ma perché voi ciclisti avete sempre queste robe qua e mai un panico a sorpresa compresso? Mettiamo le carte nella giacchetta e partiamo. Dovendo attraversare ben 3 province, mi sono munito della mia Monster Energy diluita nell'acqua. Ciao Ste, sempre mango loco. Di un numero indecifrato di barrette gel del Lidl, gentilmente offerte da mia madre, chissà che cazzo che la comprà. In realtà sto cercando di allenarmi il più possibile per quest'inverno, appunto per avere una forma fisica decente, per riuscire a star dietro a quegli altri 2-3 salami. Madonna, mi sono accorto solo adesso che farò più di 100 km se tutto va bene. Ma siamo matti. Ok, giriamo il golf club. Una bella partitina. Tac. Mai stato buono, come tutti gli altri sport d'altronde. Ah? No, sbagliato. Devo andare su di là, vero? Aspetta che controllo la mappa. Ditemi di no. Oh cazzo, ma seriamente? No. Ma perché? No, vabbè. Ho appena fatto salita per andare a vedere il tempio. Non è possibile, ragazzi. In mezzo così, al niente. No. Maria Santa, quanto tira? Perché l'effetto GoPro non rende mai quello che è realmente? Oh. Dai che spiana. Dai che succia la figa. Ma so già arrivato su. E dove sei? Una patatina, tutta bella curata. Rossa magari. Rossa de peo. E ormai lo sapete già come continua. Ma dove sto andando? Gamba sinistra giù, gamba destra su, gamba sinistra giù. Dai Roby, gasato, dai. Seguo un altro vostro consiglio. Sei caldo, apri tutto. Peccato che ho la pettorina da GoPro che rompe un po' i maroni. Però aprivo già tutto, ragazzi. Anzi, mettevo anche gli occhiali in cima al casco per sudare un po' manco. Cambia un cazzo qua. Già qui cominciano a aprirsi i vigneti, Ne vedrete, penso, miliardi dopo. Siamo una capitale mondiale del prosecco. Poi un bianchetto de via anche a me. Ma sempre su. Dai, su è ora. Ragazzi, sto anche imparando a impennare. Occhio. No. Eccolo! No, come ho detto, ho anche capito che dovrei comprarmi un Garmin, almeno da avere la mappa qua e non sbagliare la strada ogni volta. Un cosché, ragazzi. Se qualcuno volesse donarmi un Garmin, so qua, Ma siamo sicuri? Manco a dirlo infatti che avevo sbagliato strada. Ma quanto va su? Dai, sui pedali. Secondo me moro. Quanto va su qua? 30 secondi in piedi? No, vabbè, ma c'è la pendenza al 92%? No, non gaffemo. Dai, 30 secondi seduto. Fa anche a 3 minuti, va? Ma non avete idea quanto tira qua? Sto andando via a zigzag. Ma che sito ho visto? ArnoldSchwarzenegger.com. Non so se ce la faccio. Sono realmente in difficoltà. Costa
basta, dammi una costola, non respiro più, dai che spiana là. Lo dico sempre, ma non è vero mai. Durissima. Ma no, sto finito. Oddio, spianava sul serio però. Maria Vergine, perché mi hai fatto andare su per farmi andare giù subito? Adeia, che bello però in discesa. È il tuo momento, Roby. 2 curve veloci, attento al briciolino, buttati a destra. Mamma, che rischio ho tirato contro la macchina. Una macchina doveva passare in sta strada e doveva passare proprio mentre ero in curva. Sì, sarebbe stata colpa mia, tranquilli. Hater, non preoccupatevi. Ma me l'aspettavo così stretta quella curva, poi col briciolino in mezzo a strada. Dai adesso, sinistra, a destra, giù ginocchio, sinistra, chiude. Bravissimo, scollina qua. Vai gasato, punta alla chiesa. No, stringe tantissimo. Ora a sinistra, al briciolino dappertutto. Apri tutto, vai che vedi il traguardo. Maglia verde, Roby Segan. Vai rilassato adesso. Sai che qua un po' la conosci. Traversiamo Pederoba in scioltezza, ragazzi. Decisamente devo comprarmi un Garmin. Indicazioni vocali e scosse elettriche quando sbagli strada. Fontanella del paese. Ricarichiamo la Monster. Ci voleva. Potreste metterne una ogni 200 metri. Magari con una spina della birra a fianco. Gratuita. Non è una cattiva idea. Una bella spina della birra gratis e a fianco un chioschetto dei panini onti. Set ok? Marco Montemagno, se queste idee possono essere utili al tuo canale e ai tuoi contributi, sono qua, Faccio business imprenditoriale. Siamo al bivio. Aspetta, va che vi faccio vedere il sacrario dei francesi. Non faccio a non farlo. E questo, Tusi, è il sacrario militare dei francesi. Ciao, Ora vediamo di fare il pezzetto di feltrina senza farci uccidere, ma è veramente molto larga, se magari dalla GoPro non sembrerà. Attraversiamo. Infatti vedete c'è quasi una corsia di fianco alla statale. E poi ci sarà il bivio per Valdobbiadene. Terra del prosecco Doc G. Non ho mai capito. A terra del bimbo, va bene? Veloce messaggio a tutti gli ether automobilisti. Detto da uno che fa più o meno 30.000 km all'anno, principalmente d'inverno, con strade innevate, in salita, in tornanti. Così che se capimo. Basterebbe che tutti avessero un po' più di senso civico. I ciclisti ce ne sono di maleducati, è vero, ma ce ne sono anche che si comportano bene. Quindi mi rivolgo a voi. Cercate sempre di stare in parte, dove è possibile, ovviamente nelle ciclabili, o almeno in fila indiana sulla riga di destra il più possibile. Automobilisti, avete poco da incazzarvi, perché siete i primi di solito a fare qualcosa che non va. Mi state dicendo che rispettate sempre i limiti? Ciao camion. O mi state dicendo che non avete mai le mani al telefono? O mi state dicendo che perdere 3 secondi della vostra vita è importantissimo? Siate più rilassati, sorridete di più, e quando magari vedete un ciclista rallentate un attimo, che male non vi fa. Ne vado in macchina anch'io, e ho anche la moto, quindi se riesco a convivere con tutti non vedo perché non possiate farlo anche voi. Ed eccoci, dopo aver attraversato la provincia di Vicenza in parte e la provincia di Treviso in parte, benvenuti nella provincia di Belluno. Attraversamento del Piave con canzone tipica. Il Piave mormorava, calmo e placido al passaggio. Guardate che meraviglia. Ase il Piave, ci sei cusino, ase circondato da montagne, ciò. Che verde. Sembra anche super pulito. Andiamo a far bagnetto, Roby. Non hai tempo. Dai gasato che adesso c'è la salita. Caricati per bene. Sì, ma guardate che meraviglia. C'è un fiume, ma se bello. Provincia di Treviso, se la vedi ti innamori. Non te che hai visto Bassan. E ora ragazzi, benvenuti a Valdobbiadene. Siamo ancora giù, come dice il mio amico Merlo, se non arrivi in piazza non sei arrivato. Quindi ora bivio a sinistra e su a fuoco con i vostri consigli. Ne viene già mai. Valdobbiadene 6, ovvero 6 km di pendenza e salita mortale. Mortale per voi no, per me sì, perché ho ste idee di allenamento. Non posso allenarmi come tutti i cristiani, andare in palestra, crossfit. Non mi piace star sarà, aria aperta. Siamo in testa agli occhiali Oakley, tutti i link li trovate in descrizione, tutti i prodotti che uso, quindi dateci un'occhiata. La maggior parte li trovate anche su Amazon e i link sono qui sotto, come un sacco di altre info. E chi è che mi ha fatto fare adesso qua ad andare su? Ok, attuiamo il vostro secondo consiglio: 30 secondi di pedalata a fuoco con un cambio un po' più duretto, che per me significa un click in meno del limite, e 30 secondi di pedalata più agile, un pelo più rilassata, anche perché sennò crepo. Quindi via, 30 secondi a turbo, vai Roby, vai. Quanto manca? Dai, tieni duro ancora per 5, dai. No, basta, pedalata agile per 30 secondi ora. Facciamo 2 minuti, dai adesso altri 30 secondi a fuoco. Dai gasato che spiana. Dove? Sui Sima? In piazza? Cotteghe il prosecco in man spiana? No, prima. Pensa a 2 cose per arrivare su. La prima è il prosecco, anche 2. E la seconda è la patata. Ti aspetta su. Mi ha chiamato prima. Chiama Federica. Solo se te vai in bagno però. Non ti ferma più nessuno. Dai che comincia a intravedere il GPM. In piedi sui pedali, Roby. No, sta sentato. Attenzione, falso piano. Può recuperare il bragotto, che in piano va come Daniel Oss. Più o meno, dai Daniel. Beh, niente male. Strada si impenna di nuovo. Butta giù tutto, dai Roby gasato, non pensarci. Impenna, Roby Segan, dai tutto qua per il GPM. Si vede il primo cartello centro del prosecco. Non mollare adesso. In piedi sui pedali, dagliene tutta. È tuo. Modalità ciccone, super agile. Altro che frumelo e frullate. E così con una nonchalance assoluta, benvenuti nel centro di Valdobbiadene, capitale mondiale del prosecco, del vin. Bon. Guardate che bella piazzetta. E faccio un giro, ve la faccio vedere. Guarda che no, il funerale però. Vuoi giocare a scacchi? Si può buttarsi nella fontana e bere se si è disperati.
casette di Natale, sembra un po' presto adesso, bar dappertutto, insomma se un bel centro c'ho. Ma ora passiamo alla missione, quella reale, con queste campane che segnano anche la mia di fine, visto che sono occupata a salita. Ho visto il cartello, quello giusto adesso. Di qua dobbiamo andare, strada del Prosecco. Ma quanto va su qua? Oh, vivo di esplosività. Se sarà spacco tutto. La Simona. Qualcosa mi dice che potrebbe essere il posto giusto. Un millesimato brutto, 2 euro. E chi mi ammazza a me? Questo uguale per i nostri amici. Sono ubriaco. Solo in Veneto, ragazzi. Ma chi sei, Roby? Ma ti devo dei soldi, no, vero? 66! Non ce la faccio più! Come rolle? No, passo rolle, vero? O sbuso o me copo. Bellissimo. Sincronizza! Posso andare avanti così? Una sagra! Un gallo in mezzo alla strada. Pissio! Seduto? Occio, il tornante. Hai dato tutto. Salute, Ugo.